Buongiorno, benvenuti e ben svegliati a 7 in punto, trasmissione che questa mattina dedichiamo alla politica perché si avvicinano le election day amministrative, in Veneto ci sono le regionali ma c'è anche il test del Comune di Venezia e poi il referendum. Qui con me questa mattina Enrico Cappelletti che è candidato alla presidenza della Regione Veneto per il Movimento 5 Stelle. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Andate da soli, nonostante questa alleanza con il centro-sinistra, insomma in questo momento, grazie al Premier Conte, ha incassato un risultato per cui insomma, tutta l'Italia non può che esultare. Leggevo che anche Forza Italia, il Cavaliere ha espresso insomma, compiacimento per i risultati di Conte e magari arriva un altro supporto all'esecutivo, però in Veneto da soli. In Veneto questa decisione l'abbiamo presa seguendo un percorso democratico, partendo dai territori, facendo 2 assemblee molto partecipate con tutti gli iscritti. E dal dibattito che è emerso in fase pre-Covid, ci si incontrava ancora di persona, e dal dibattito che è emerso, adesso non le dico l'unanimità perché non direi un'inesattezza, ma la stragrande maggioranza del popolo del Movimento 5 Stelle ci ha chiesto di andare da soli. E questo è un po' anche per tornare a quella passione, a quella determinazione, ma anche al cuore che noi mettevamo nelle nostre battaglie delle origini. Io credo che questa è una scelta che verrà premiata dagli elettori e che sarà in grado di far venire a votare quella grossa fetta di elettorato che altrimenti si sarebbe astenuta ad andare al voto. Ricordo che 5 anni fa il 43-45% degli elettori non si sono recati neppure alle urne. È importante in questo momento invece far capire che un'alternativa non solo è possibile ma anche auspicabile e quindi si può partecipare naturalmente andando a votare ciò che si vuole senza in questo modo andare a coinvolgere delle realtà politiche che non sono negli obiettivi dell'elettore. Detto questo, il governo centrale in questo momento sta facendo un grande lavoro e sta facendo tutta una serie di provvedimenti che vanno esattamente nella direzione auspicata dai cittadini. Sono stati messi veramente in cantiere dei provvedimenti che hanno movimentato una cifra che non si era mai vista probabilmente nella storia della Repubblica Italiana. Con l'ultima modifica di bilancio arriviamo a 100 miliardi di euro. Lasciamo stare il recovery fund che viene successivamente, ma sono 100 miliardi di euro che sono una scommessa sul futuro perché aumentiamo l'indebitamento anche in maniera molto consistente. È una scommessa anche su noi stessi. Sul futuro dei nostri figli anche. Sì. Non lasciamo un debito troppo pesante? Allora, in questo momento non possiamo sbagliare. In questo momento è vero che abbiamo aumentato il deficit, il rapporto debito-PIL in maniera molto consistente, ma è anche vero che era necessario dare uno shock all'economia nazionale e questi 100 miliardi non sono ancora sufficienti, considerato tutto quello che abbiamo attraversato e quello che dovremo ancora attraversare in termini di crisi economica prossima avventura. Quindi non avremmo dovuto farlo, ma non avevamo alternativa. Quello che possiamo dire è che noi, come Movimento 5 Stelle, abbiamo aumentato il debito pubblico in un momento in cui c'è stata una crisi così grave e così imprevedibile che non ci ha lasciato alternative. Chi è venuto prima di noi ha aumentato il debito pubblico, punto. Perché se noi siamo arrivati a un livello così elevato di rapporto debito-PIL è perché evidentemente sono state fatte delle politiche irresponsabili in momenti in cui si sarebbe invece dovuto cercare di tenere la barra dritta. Se le do un dato, dal 1994 al 2014, giusto per fare cifra tonda, il debito pubblico italiano è raddoppiato da 1.000 miliardi a 2.000 miliardi.
Ma trova che iniziative come il reddito di cittadinanza, adesso facciamo una riflessione politica pre-Covid, perché poi sicuramente l'emergenza sanitaria ha un po' sparigliato tutte le carte. Dicevo, il reddito di cittadinanza, si parla di aiuti, no? Aiuti fine a se stessi, perché poi quelli che dovevano essere i tutor per il reinserimento, insomma è stato un progetto che è rimasto lì. Quindi prima dell'emergenza sanitaria si agiva su piccoli interventi, poi è arrivato lo tsunami dell'emergenza sanitaria, adesso necessariamente servono anche supporti, chiamiamoli così, a fondo perduto. Non a caso il Recovery Fund, una parte è di prestito, chiamiamolo così, e una parte invece è a fondo perduto. Ma secondo lei politiche assistenziali che hanno poi determinato quel debito pubblico che ci portiamo dietro da circa 30 anni, non sono delle politiche sbagliate per lo sviluppo e anche per evitare di pesare sui nostri figli e i nostri nipoti? Allora, c'è in tutta Italia, in tutta Europa. Se sbagliamo, sbagliano pure gli altri. Però mi faccia fare questa premessa. Noi abbiamo votato da soli, abbiamo votato assieme alla Lega, che anzi ha modificato la legge, tant'è che l'attuale testo è frutto di un accordo di maggioranza dell'epoca in cui il Movimento 5 Stelle governava con la Lega. Berlusconi, quindi Forza Italia, a TV unificate si è dichiarato non solo favorevole al reddito di cittadinanza, almeno allora, ma l'ha inserito all'interno del proprio programma. Zaia, presidente della Regione Veneto, nel suo programma elettorale di 5 anni fa, ha messo il reddito di cittadinanza per le regionali, cioè l'avrebbe voluto introdurre in Regione Veneto. Detto questo, noi l'abbiamo votato con determinazione, avendo soppesato evidentemente i rischi che erano connessi. Tutto però potevamo immaginare, meno che ci fosse una situazione così drammatica che ci obbligasse da una parte a tenere in frigorifero gli esperti che avrebbero dovuto coadiuvare, attenzione, coadiuvare gli uffici regionali per il lavoro che già dovrebbero operare all'interno delle regioni per sopperire, per intervenire nel momento di maggiore difficoltà degli individui, cioè tra quando perdo un lavoro a quando ne trovo un altro. Non solo dando magari un contributo che mi permette di sbarcare al lunario nei mesi necessari per potermi reinserire, ma anche cercando di valutare quelle che sono le caratteristiche del soggetto per poterlo accompagnare in un reinserimento che poi necessitare magari anche un percorso formativo, se ci sono delle lacune da quel punto di vista. Ora, questo non abbiamo inventato nulla di nuovo, esiste, ripeto, in tutta Europa. Se la politica non si occupa di chi si trova in una situazione di marginalità, non si occupa degli ultimi, di chi si deve occupare? È giusto che come primo impegno della politica si pensi agli ultimi e poi naturalmente sono necessari tutta una serie di altri interventi. È vero quello che dice lei. Mi pare il dato sia di 65.000 percettori del reddito di cittadinanza che hanno trovato lavoro in un periodo in cui avrebbero dovuto essere molto di più. Ricordo tuttavia che 1 su 4 è un minore, poi ci sono molti inabili al lavoro perché il reddito di cittadinanza va a essere un'integrazione anche di una pensione, di un ulteriore reddito che era già percepito. Il reddito medio è attorno ai 400 euro. E poi c'è stato questo problema di questi 6 mesi. Questi 6 mesi che hanno compromesso la situazione per molti. Il 20-21 settembre si vota e si dovrebbe entrare per il nuovo Presidente di Regione in una nuova fase pericolosa, sia per una recrudescenza, dicono, non si sa, del virus, ma soprattutto perché termineranno tutti i sussidi, le casse integrazioni, cioè tutta quella piattaforma messa in campo per sopravvivere, che non riguarda soltanto quelli che hanno percepito il reddito di cittadinanza, ma riguarda un po' tutti. Quali sono le iniziative, qual è il cuore del suo programma proprio per affrontare questa situazione che non è facile, perché per chi si candida alla presidenza di una regione in questo momento, insomma, non è come 5 anni fa. No, quindi quali sono le azioni che lei propone? Guardi, la nostra prima preoccupazione è il lavoro. Poi naturalmente c'è la salute, ma non ha neanche un senso metterla una prima e una dopo. Poi siamo preoccupati ovviamente dell'ambiente, ma queste cose sono strettamente interconnesse. Però ci troviamo ad un bivio.
nel 2008-2011, quando c'è stata una crisi che per conseguenze economiche possiamo in qualche maniera confrontare con questa, è stata fatta una scelta che si chiama austerity. Per carità, c'era probabilmente un gruppo di governo inadeguato, lo spread è arrivato a 600, problemi molto gravi anche nel garantire il pagamento degli stipendi e delle pensioni. E in quel momento lì si sono aperte le porte all'arrivo del Presidente Monti, da lì in poi abbiamo convissuto con un periodo di riforme che hanno tagliato la spesa sociale, che hanno tagliato la spesa sanitaria in maniera veramente molto importante, che hanno tagliato i servizi. Siamo andati in direzione opposta, contraria rispetto a quello dove dovevamo andare. L'altra direzione in questo bivio è quella invece di cercare di rilanciare. Noi dobbiamo scommettere su noi stessi. Quello che è stato ottenuto dal Presidente del Consiglio, e gli va riconosciuto il merito perché eravamo in pochi a crederci. Erano tutti a tirarlo per la giacchetta, a dirgli ma che vai in cerca di ottenere in Europa che non ti daranno nulla, prendiamo i 30 miliardi del MES. MES che non si tocca? Finché, a parte che adesso non c'è più la necessità, perché è chiaro che il problema vero adesso è, primo, impiegare bene le risorse che sono state già stanziate, e parliamo di una cifra importante, 9 zeri, sono 100 miliardi di euro. E per il Veneto che cifra arriverà e lei come la spenderebbe la cifra che fosse messa a disposizione? Allora, il Veneto ha grosso modo 5 milioni di abitanti, quindi un 8% grosso modo della popolazione nazionale. Io credo che questo può essere in linea di massima quello che mi aspetterei per questa regione, anche se è una regione che ha delle risorse e dei talenti straordinari. Noi per esempio esportiamo, il 13% dell'export nazionale è made in Veneto, sono 65 miliardi, quindi nel momento in cui noi presentiamo un progetto ambizioso per l'export è chiaro che il Veneto deve giocarsi la sua parte. Però per rispondere alla sua domanda io partirei da un'innovazione straordinaria. Qualcuno l'ha definita, Jacopo Fo l'ha definita la legge dei sogni, che è stata introdotta nel decreto rilancio, che è lo sconto del 110%, quindi maggiore ancora rispetto al costo che si va ad affrontare, per le ristrutturazioni edilizie che mi consentono di aumentare in termini di risparmio energetico. Quindi coibentazione, quindi cambiamento del sistema termico, quindi cambiamento degli infissi, quindi pannelli solari, quindi solare termico e tanti altri interventi che possono essere fatti per migliorare la performance di isolamento termico dei nostri edifici, quindi spendere molto meno, dal 50% in su, di bolletta energetica. Grosso modo una famiglia in Italia spende 1.500 euro all'anno, quindi il risparmio non è così rilevante nell'arco di un anno. Però, aumentare il valore degli immobili e far girare l'economia. Sicuramente al 110% di detrazioni sulle ristrutturazioni, però uno dice sì, ho capito, ma in un momento di difficoltà non ho i soldi da investire anche se dopo me li ridate, perché questo è anche un po' il problema, perché se uno dicesse va bene, io faccio il lavoro, poi lo Stato paga, e con questo meccanismo... Lei ha ragione, la ringrazio per la domanda perché mi permette di spiegare magari. Che questo provvedimento è stato pensato proprio in particolar modo per le famiglie che non sono in grado di affrontare autonomamente con le risorse proprie questo tipo di interventi. E le spiego perché. Perché è stata introdotta la possibilità di cessione del credito, che è la detrazione fiscale, sì, certo, che si vanta nei confronti dello Stato. Quindi io che realizzo, la mia famiglia realizza la ristrutturazione, posso trasferire questo credito all'azienda che realizza il lavoro, la quale quindi mi fatturerà zero. Tratterrà per sé, poi porterà in detrazione in 5 anni il 110%, quindi avrà anche una marginalità per l'anticipo economico e finanziario, e a me non costerà nulla. Ma le aziende sono disponibili a farsi carico, cioè magari le aziende quelle che hanno molti guadagni, altrimenti... Alternativamente l'azienda, ma anche la famiglia, bussa alle porte di una banca. Io ho pubblicato sulla mia pagina Facebook le pubblicità, che faccio pubblicità a un istituto bancario, mi dispiace, però è importante che si sappia. Chiamiamola comunicazione, no? Se è una finalità... No, hai ragione, perché è una finalità sociale. Devo vederla, poi io ecco, le credo sulla parola, però insomma... Nella sostanza i due principali gruppi bancari italiani stanno facendo una campagna pubblicitaria in cui dicono portate da me i vostri crediti,
Perché? Perché voi mi portate un titolo che vale 110. Io vi pago 100 e ho una marginalità di 10, certo in 5 anni, ma a rischio zero. Quindi ci sarà la coda. Ma se così non fosse, la Regione potrebbe anche giocare qualche carta a favore delle piccole e medie imprese, degli artigiani in questa Regione, quindi che sono tra l'altro i più bravi d'Italia, per farsi garante, esatto, e intermediario tra il piccolo artigiano che magari ha 20, 30, 40 mila euro. Pensi che la CNA ha stimato che questi soli interventi potrebbero, considerato che abbiamo ahimè un patrimonio edilizio datato in Veneto, sono oltre 400.000 immobili in classe G, quindi la peggiore performance, se si intervenisse solo su quelli potremmo avere 50.000 nuovi posti di lavoro e 46 miliardi di cifre d'affari legate a questa ristrutturazione. Questo è un treno che non possiamo permetterci parta senza salire e poter sfruttare fino in fondo. Però la Regione è latitante, la Regione su questo non ha speso una sola parola, né dal punto di vista del sostegno alle piccole e medie imprese per la liquidità, perché dovranno affrontare moltissimi lavori in poco tempo, né dal punto di vista ancora più delicato e importante della garanzia nei confronti degli istituti bancari, perché se io sono un piccolo artigiano che busso alle porte di una banca e porto a scontare un credito di 20.000 euro è un conto. Sono piccolo e ho a che fare con un colosso, ma se io sono un ente pubblico che accumula n miliardi di interventi, perché se è vero come dice CNA parliamo di miliardi, non parliamo di milioni, posso andare veramente ad ottenere le condizioni migliori che potrebbero essere non solo la cessione a 100, ma potrebbe essere a 105. Però questa indicazione è contenuta nel decreto rilancio, che è una cosa nuova, e la Regione era già in scadenza perché si è prorogata la legislatura, ma di fatto insomma doveva concludersi a giugno. Quindi nel suo programma prima cosa è il lavoro legato alle ristrutturazioni. Parliamo di sanità. Sì. Come lei ripenserebbe la sanità? Perché la materia sanitaria resta comunque all'80% in capo alla Regione. Come la vorrebbe, insomma, qual è la sua idea di sanità? Se abbiamo imparato qualcosa da questa emergenza Covid è che abbiamo bisogno di un servizio sanitario eccellente. E cioè, mi pare. Sì, con luci e ombre, perché per darle qualche numero, da quando l'attuale Presidente della Regione Veneto è entrato in Regione 20 anni fa, ad oggi abbiamo perso un posto letto su 4 nella nostra Regione. Però lui risponde a questa obiezione dicendo che sono tagli imposti da disposizioni nazionali. E ha ragione, perché è vero perché sono numero di letti per abitanti. Sì, d'altra parte la crisi drammatica 2008-2011 sono stati loro i protagonisti, poi c'è stato un momento di austerity di cui parlavamo prima, in 10 anni sono stati tagliati 37 miliardi di trasferimenti alle regioni. Ma io replico a Zaia dicendo, è vero, ma se quando tu fai un ospedale come l'ospedale L'Angelo di Mestre, che costa 230 milioni, di cui 130 li mette lo Stato, quindi... Però non l'ha fatto Zaia, l'ha fatto Galan. Sì, Zaia era il vice. E comunque Galan rispondeva ad un consiglio regionale, Forza Italia più Lega. Quei project financing che tanto vi fanno venire l'orticaria, si potranno ridiscutere? Sì. Lei diventasse Presidente della Regione? Si devono ridiscutere. Ma c'è margine contrattuale o sono Allora, non lo dico io, lo dice l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Sto chiedendo. Su Pedemontana Veneta, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha detto, siccome era un'opera, un project financing, che doveva essere finita nel 2018, poi è stato anziché far pagare le penali, hanno cambiato il contratto e hanno spostato il termine al 2020. Però il contratto originale era il 2018. L'Autorità Nazionale Anticorruzione, quando c'era ancora Cantone, tra l'altro a seguito di un mio esposto, comunque ha chiesto alla Regione Veneto di rinegoziare il project financing con il concessionario, almeno per il fatto che, essendo che doveva essere consegnato nel 2018, verrà consegnato forse nel 2024, 6 anni dopo, dovrebbe essere ridotto il termine di concessione allo stesso numero di anni, proporzionale al ritardo nella consegna dell'opera finita. Se lo ritiene possibile l'Autorità Nazionale Anticorruzione, crediamo che... Quindi lei interverrà su questi punti. E anche sui contratti inderivati che sono stati sottoscritti dalla Regione, che sono una perdita della Regione, che qui è stata la Corte dei Conti qualche giorno fa che ha tirato le orecchie a qualche esponente della Regione Veneto, perché stiamo perdendo cifre esorbitanti per contratti inderivati. Ora,
la cosa è già scellerata. Derivati, spieghiamolo, sono quei titoli, Allora, sono titoli un po' rischiosi. titoli rischiosi che non si possono più sottoscrivere da parte degli enti locali dal 2014 nel nostro paese, perché se ne è fatto un abuso. Perché insomma la crisi Lehman Brothers, molti enti locali hanno avuto... Sì, è giusto dire che trovano una loro giustificazione d'essere perché nel momento in cui tendono a ridurre il rischio rispetto ad un contratto sottostante. Certo. Di fatto però si sono trasformati e si sono, nella stragrande maggioranza, per non dire nella totalità, almeno per quelli stipulati con enti pubblici, e non a perdita per l'ente pubblico e non guadagno per l'istituto di credito. C'è una novità da un punto di vista della giurisprudenza che è importantissima ed è recentissima. Il comune di Cattolica, che è un comune per caso, c'è il sindaco del Movimento 5 Stelle, è arrivato ad una sentenza definitiva in Corte di Cassazione a sezioni riunite, che quindi in qualche maniera fa anche ordine rispetto a delle sentenze precedenti, che ha dichiarato la nullità dei contratti in derivati stipulati dal comune di Cattolica. La nullità. E perché sono nulli? Perché non era stato informato, tra le altre ragioni, la più importante, non era stato informato debitamente la controparte, quindi il sindaco, il presidente di regione o chi per esso, della percentuale di rischio di perdita nel momento in cui vado a stipulare. 75%. Mi viene in mente un po' la vicenda della Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che hanno sottoscritto magari inconsapevolmente molti, no? di quello che stavano sottoscrivendo. Quella è un pochino più complessa, perché quella lì è stata veramente un disastro totale assoluto. Io vorrei dire soddisfazione, perché soddisfazione non l'è affatto, però sicuramente mi sono schierato dalla parte dei risparmiatori truffati fin dall'inizio, e sono stato io e il senatore Girotto, all'epoca ero parlamentare, il primo ad aver presentato un esposto in Procura della Repubblica chiedendo ed invitando la Procura della Repubblica di Vicenza ad indagare su tutta una serie di notizie di reato, di ipotesi di reato che c'erano state segnalate, e il procuratore capo della Repubblica di Vicenza ha indicato che poi le indagini sono partite da questo esposto e da altri presentati da associazioni, esposto che ha portato al processo che attualmente conosciamo. Esposto anche per i FAS, no? Tanto per ricordare i coperchi che avete sollevato su vicende perlomeno su cui bisognava porre l'attenzione. Sui FAS è curioso perché per 2 anni noi siamo andati a sbattere con un muro di gomma. Io mi sarei aspettato, dopo aver presentato la prima interrogazione parlamentare nel 2014, dopo che la questione era emersa, mi aveva risposto il Ministro dell'Ambiente, c'era il centro-sinistra al governo, dicendo ma sì, la situazione è sotto controllo, però in realtà non si capiva la percentuale di FAS negli alimenti. Forse era qualcosa di non conosciuto, un po' come il Covid. Sottovalutato. Vedi che è un po' come il Covid. Però quello che veramente mi ha sconcertato è che io mi sarei aspettato, rispetto a un problema ambientale, sì che in Veneto ne abbiamo avuti, pensi all'ex Trico, Mattese sul Brenta, Crome Esavalente, cioè abbiamo avuto drammi pazzeschi, apocalittici quasi, nella nostra regione. E mi sarei aspettato un sostegno da tutte le parti per l'attività politica, l'iniziativa politica, a tutte le parti politiche, di destra, sinistra, opposizione, maggioranza, a prescindere. Invece, dalla maggioranza allora che era il governo del paese, di fatto abbiamo visto una non interlocuzione. Sì, mi è stata data una risposta nella prima interrogazione. Forse un atteggiamento anche di cautela, doveroso. Di cautela sì, ma non doveroso, perché l'unica cosa doverosa che c'era da fare nel 2014 era di chiudere la linea per una questione di precauzione, per una questione di salvaguardia della salute dei cittadini, e perché... Quindi lei ritiene che il fatto che siano stati messi i carboni lì nell'acquedotto, i filtri a carbone, cos'è quello strumento per depurare l'acqua? Quello è stato un intervento necessario ma non sufficiente. Ho capito. Andava anche perché abbiamo saputo e sappiamo oggi che non sono stati dispersi solo FAS nell'ambiente. Quando noi facevamo questa azione politica e presentavamo esposti in procura, la Regione Veneto autorizzò la Miteni a sintetizzare una nuova molecola che si chiama Genix. Ma ti trovi già in una situazione drammatica di inquinamento, ipotizzato, perché però era già
si delineava già, l'ARPA aveva già fatto tutta una serie di valutazioni. E in quella situazione autorizzi a sintetizzare una nuova molecola altrettanto pericolosa, non avvisi peraltro gli enti, o comunque non ci sono state delle verifiche in ambiente per cercare questa nuova molecola, e poi molecola che poi è stata regolarmente trovata in ambiente e quindi dispersa. Tornando al vostro programma, quindi attenzione per l'ambiente, attenzione al lavoro, facendovi garanti di questa iniziativa del decreto rilancio del 110%, poi sicuramente fruire, indicare l'utilizzo della percentuale dei soldi che arriveranno dall'Europa per il Veneto, sempre per lo sviluppo, per l'attenzione agli ultimi. Torniamo alla sanità, sì. La riorganizzerebbe, cosa farebbe? Innanzitutto puntiamo sulla quella 25%, 23% dal consultivo 2018 che va ai privati. Ora, c'è una tendenza a seguire la Lombardia da questo punto di vista, fino alla fase pre-Covid. Noi volevamo ribaltarla questa tendenza, abbiamo bisogno di una sanità eccellente ma che sia una sanità pubblica. Però il privato serve per restringere le liste d'attesa, perché il privato convenzionato, e ricordiamo che il privato in Veneto per lo più è diagnostica, analisi, non ci sono grossi ospedali. Allora, come fare per appunto non aver bisogno più di tanto del privato, assumere nuovi medici perché mancano i medici, insomma, che linee adottare? Ma anche una sanità del territorio. Dobbiamo investire nella sanità perché è vero che sono stati sottratte risorse, anche perché sono state spese male, oltre che diminuiti i finanziamenti da Roma. In Veneto un cittadino mediamente spende 790 euro all'anno in sanità privata. Questo è molto superiore alla media nazionale. Mi spiega perché se il nostro sistema sanitario è eccellente, ogni cittadino dal neonato al centenario spende 790 euro in sanità privata in un anno? 790 euro in cosa? In servizi sanitari più generali, sono statistiche disponibili a livello nazionale. Forse perché ci sono delle liste d'attesa alle volte che sono incompatibili con la necessità del singolo. E come pensa lei di intervenire su? Adesso è inevitabile che siano infinite perché lo stop eccetera, ma come pensa, e visto che il Covid ci ha insegnato che bisogna essere anche predisposti ad una pandemia, e che non è un'ipotesi così remota, basta leggere anche un po' la storia, poi è che tendiamo a dimenticare. Come pensa, cioè, lo stato attuale delle 7 USL, delle aziende ospedaliere, il fatto che siano state eliminate delle aziende ospedaliere, che ci sia un'azienda zero, questo schema vi trova concordi? Ma il problema vero non è quello, il problema vero è che vengono nominati dei dirigenti per vicinanza politica e non per merito. Adesso cambiano tutti i direttori generali e se non sbaglio ci sono per accedere che la data per presentare la domanda mi pare che sia stata spostata a settembre, ci sono dei requisiti molto stringenti che pretendono anche delle competenze specifiche, non so, ecco, quindi chi si troverà a fare il presidente dovrà scegliere anche tutti i nuovi dirigenti sanitari e direttori generali. Quale sarà la caratteristica che dovranno avere secondo lei? Ma non c'è dubbio che vanno scelti sulla base del curriculum, sulla base dell'esperienza, sulla base del merito. Ma questo dovrebbe essere... Devono essere più medici o amministratori? No, questo c'è bisogno di entrambi, quindi da questo punto di vista, però è importante riconoscere il principio del merito. Perché se questo fosse stato sempre rispettato non avremmo questi chiaroscuri che sono un leitmotiv anche della sanità. Siccome siamo in chiusura, ma insomma i temi sono tanti, se le dico autonomia? E io le rispondo che ho votato con convinzione al referendum di 1007 giorni fa, ma non solo... Anche lei il conto preciso. Sì, perché mi permette di dire che comunque c'è stato qualcuno che è stato al governo 4.000 giorni, e parlo qualcuno di centrodestra che qui in Veneto ha fatto 130 conferenze stampa, 4.000 giorni, e in quei 4.000 giorni lo sa quanto di autonomia è stata concessa al Veneto? Zero. Sì, però se non sbaglio a Roma forse proprio i 5 Stelle mettevano i bastoni tra le ruote quando qui chiedevano le 23 materie,
il 9 decimi della pressione fiscale, forse è questo il nodo della questione? Anche lei chiederebbe 23 materie e 9 decimi del gettito fiscale? Io chiedo che la legge quadro arrivi in Parlamento il prima possibile, prendo atto dell'impegno, non del sottoscritto ma lo faccio mio, del Ministro Boccia perché arrivi in discussione a settembre, e farò tutto quello che è possibile perché non solo vada avanti la discussione ma anche perché vada in porto. Questo lo dobbiamo fare perché non c'è un orientamento politico, non c'è una... è una necessità, insomma. È una richiesta dei cittadini legittima, dei cittadini del Veneto. Io credo che i cittadini del Veneto potranno avere anche un grande vantaggio, ma anche una grande assunzione di responsabilità. Parlare oggi di 23 materie o tutto o niente serve solo per dire rendiamo difficile la discussione. Io penso, parto invece da un punto di vista proprio pragmatico. No, cerchiamo di attivare, smettere con le chiacchiere. Sono 30 anni che c'è qualcuno che promette l'autonomia e non ha fatto nulla. Fino adesso smettiamo con le chiacchiere e facciamo i fatti. Partiamo dalla prima di queste 23 materie, prima, la seconda, la terza, la quarta, e portiamo a casa tutto il possibile. L'importante è attivare questo procedimento, creando le condizioni in Parlamento di avere anche un'ampia maggioranza che possa considerare anche un ruolo dell'opposizione, visto che l'opposizione su questo punto è particolarmente a parole favorevole. Poi le dirò un fatto. Aspetti perché non ho più tempo, quindi le do 20 secondi per sintesi. L'autonomia si può fare in Veneto perché è stata cambiata la Costituzione, ma quando è stata cambiata la Costituzione la Lega ha votato contro. Detto questo, io ringrazio Enrico Capelletti, candidato alla presidenza della Regione Veneto del Movimento 5 Stelle. Avremo modo di rincontrarlo durante questa campagna elettorale fino al 20 settembre insieme a tutti gli altri componenti degli altri schieramenti che partecipano alla campagna elettorale, quindi tutti gli altri candidati, per capire quale sarà il futuro del Veneto. È tutto, grazie, ci rivediamo domani mattina con 7 in punto, arrivederci.